Si è svolto al carcere Pagliarelli di Palermo un concerto benefico a favore dei detenuti che ha visto la partecipazione dell'artista Salvo Randazzo e della sua band. L'iniziativa, che si è svolta all'interno del teatro, fatto grazie all'impegno della direzione dell'area trattamentale educativa e del reparto di polizia penitenziaria, diretto dal dirigente aggiunto Giuseppe Rizzo, e anche alla fattiva volontà della direttrice dell'Istituto di Pena, Maria Luisa Malato, che ha permesso anche il coinvolgimento di tanti detenuti che si sono esibiti con canti sul palco, allietando la serata ai presenti. L'unica manifestazione organizzata per via della pandemia e delle restrizioni in atto, che in ogni caso ha voluto rappresentare momenti di convivialità ed emozione. Sono lieto di tornare ancora una volta qui. Purtroppo per via dell'emergenza Covid l'anno scorso non è stato possibile farne parte, però anche oggi daremo vita a questo scambio di emozioni che solo qui avviene, ed è dal palco e verso il palco. Il Natale è un'occasione importante, è un'occasione di grande solidarietà, e noi tutti abbiamo voluto esprimere la nostra vicinanza ai detenuti in occasione di queste festività. Sicuramente abbiamo da dire che anche la musica sappiamo bene che fa miracoli, e quindi può diventare anche motivo di riflessione per gli errori commessi. Oggi proporremo una scaletta dove principalmente andremo a rivisitare tutti i grandi classici del panorama italiano ed internazionale. Punteremo su qualcosa in particolare che riguarda il classico napoletano, che sicuramente per loro è molto più gradito, e anche lì poi proporremo l'opportunità di cantare dei brani insieme proprio al pubblico, quindi qualcosa che siamo sicuri che conoscono bene, in modo che anche loro potranno diventare protagonisti di questo evento. Questa è un'esperienza che ti arricchisce tantissimo, un'esperienza diversa da quella che possiamo trovare all'interno del teatro, dove io svolgo la mia principale attività, perché hai la possibilità di poter essere molto vicino a questo pubblico, e loro hanno una grandissima capacità di trasmetterti questo calore, questa accoglienza, e soprattutto di farmi sentire, insomma, proprio a casa, per cui è veramente una bellissima esperienza. Io desidero fare i miei auguri a tutti i ragazzi che si trovano qui, alle loro famiglie, affinché possano avere intanto la salute, e per loro in occasione di queste festività auguro che questo tempo possa trascorrere brevemente prima di poterli riabbracciare presto. Una manifestazione che ha fatto divertire tantissimo tutti gli ospiti di questa struttura che oggi erano presenti al teatro. Purtroppo l'unica, perché ci sono state diverse problematiche connesse a questa pandemia che ancora non ci vuole lasciare, però mi auguro che, anche se si tratta di questo unico spettacolo, visto quanto è stato trainante Salvo Randazzo, che ringrazio con tutta la sua band dal più profondo del cuore, quantomeno siamo riusciti a dare a quelli che hanno potuto prendervi parte quel momento di stacco, di diciamo, divertimento, di serenità, di rilassatezza, che sicuramente non è facile in questo momento per nessuno riuscire a raggiungere, ma a maggior ragione per chi vive in questo regime di restrizione. C'è stata chiaramente questa piccola fase emozionale, perché hanno compreso anche delle parole che ho fatto io all'inizio, proprio all'introduzione dello spettacolo, che condividono con anche la comunità esterna la difficoltà di un evento che ci ha colti tutti troppo all'improvviso e con pochi strumenti per difenderci, che è la pandemia. Chiaramente il vaccino ci sta aiutando, ma come si è visto non riesce a stoppare completamente i contagi, per cui ho fatto comprendere loro che è un momento che condividiamo tutti, dentro e fuori questo problema. Quindi ancora di più rispetto agli altri anni ho colto proprio questa emozione e questo pizzico in più di preoccupazione, e ancora di più contiamo su questo tipo di eventi per poter dare quell'attimo proprio di stacco. And children listen.
amore.